Ciao amico, amica, vorrei invitarvi alla nostra riflessione di questa settimana. I farisei, maestri della legge, criticavano Gesù perché lui si mescolava e mangiava com persone di cattiva reputazione, com coloro che erano disprezzati ed emarginati da loro. E in risposta a questa critica, Gesù racconta loro una parabola che diviene nota come la parabola della pecora smarrita. Lui ha detto: se uno di voi ha 100 pecore e ne perde una, che cosa fa? Lascia le altre 99 ao sicuro per andare a cercare quella che si è smarrita e la cerca finché non l'ha ritrovata. Quando la trova, se la mette sulle spalle pieno di gioia e ritorna a casa sua. Poi chiama gli amici e vicini e dice loro: fate festa con me, perché ho ritrovato la mia pecora, quella che si era smarrita. Così è anche per il reino di Dio. Vi assicuro che in cielo si fa più festa per un peccatore che si converte che per 99 giusti che não hanno bisogno di conversione. Luca capítulo 15, versículo 4 a 7. Nel mundo, coloro che sono smarriti, generalmente, sono dimenticati, emarginati, disprezzati. In alcuni contesti, le persone vengono trattate solo come un branco e não como indivíduo. Se uno se è smarrito e um altro arriva ao suo posto, va tutto bene. Alla fine ciò che conta é que o conto se chiuda. Mas não é così nel reino di Dio. Nel reino di Dio ognuno è importante. Le persone sono ricordate. Le persone hanno un nome. Vedete ad esempio nella storia di Noè, dopo la fine dei 40 giorni del diluvio, la Bibbia dice che Dio non si dimenticò di Noè e di tutti gli animali selvatici e domestici che si trovavano con lui nell'arca. Fece soffiare un vento sulla terra e le acque cominciarono ad abbassarsi. Gênesis capítulo 8, versículo 1. Guarda que la Bibbia não dice che Dio si ricordò degli uomini e degli animali che erano nell'arca, ma di Noè e degli animali. Dio conosceva Noè per nome e ao momento giusto venne in suo aiuto. Um outro exemplo nella storia di Abramo, quando le città di Sodoma e Gomorra sarebbero state distrutte, la Bibbia dice che Dio non dimenticò Abramo e salvò Lot daquela distruzione. Gênesis capítulo 19, versículo 29. Como disse Dio stesso, tramite o profeta Isaías: può una donna dimenticare il suo bambino e não amare più il piccolo che ha concepito? Anche se ti fosse una tale donna, io non ti dimenticherò mai. Isaías 49:15. Dio ti ama, conosce o nostro nome. Ognuno di noi è importante per Dio. E la prova più grande di tutto ciò è che Dio ti viene incontro tramite Gesù. Come disse Giovanni, no capítulo 1, versículo 14, la parola è diventata carne e abitato per un tempo fra di noi. Dio si è ricordato di noi. E nella pienezza dei tempi ha mandato Gesù a cercarti e salvarti. Come ha detto Giovanni, Gesù è il vero pastore che conosce le sue pecore e li chiama per nome. Giovanni capítulo 10, versículo 2. Gesù è quello che lascia 99 giusti per cercare aquela persona che si è smarrita. Gesù è venuto a trovarti che eri dimenticato e si era perso in questo mondo, per darti speranza. Così che tu sappia che è qualcuno, che hai un nome, che hai valori, che è importante per Dio. In questi giorni in cui ricordiamo la nascita di Gesù, che Gesù è nato e morto per ognuno di noi, e ha promesso che un giorno tornerà a portarti a casa, perché ti ama, perché siamo importanti per Dio. Che possiamo, in questi giorni, essere toccati da questo amore per toccare gli altri, per ricordare coloro che sono smarriti in questo mondo,
coloro che sono stati dimenticati e marginati in questo mondo. Che possiamo trattare le persone con più amore, gentilezza e dignità. Ricordando que le persone hanno un nome, hanno una storia, hanno valori. Dopo tutto, Gesù ha versato il suo sangue per ciascuno di noi. Chiudo com um suggerimento, que medite de ricordare di qualcuno. Magari um amigo, un'amica, um fratello, uma sorella, que forse in questi giorni potrebbe sentirsi dimenticata. E dile quello che ti dico ora. Sei importante per Dio, sei importante per me. E io mi sono ricordato di te. Un buon Natale. Che Dio ti benedica. Com graça e pace, no nome de Jesus. Amém.